Benissimo, intanto visto che è arrivato anche Risa Martinelli, giusto per dovere di cronaca, ho citato un critico cinematografico che fa di nome Gianfranco Fini, che ha detto che è un film di propaganda, l'ha difeso il suo collega di partito. Vuole dire qualcosa anche lei? Ma io posso semplicemente raccontare com'è andato. Io ero in Romania a girare Carnera e mi chiamò Gasparri, mi disse: sono appena uscito dal film con mia moglie, siamo commossi, colpiti, volevamo dirti che siamo rimasti, come dire, profondamente toccati dal film straordinario, vorremmo organizzare una proiezione, se tu venissi ci farebbe piacere. Guarda, non posso venire, però se lo fate mi fa sicuramente piacere. Organizzarono questa proiezione, io lessi sul giornale della reazione di Fini, che io trovo francamente un po' inelegante, cioè uno può dire non mi è piaciuto il film, non condivido le tesi. Trovo un po' inelegante l'espressione e il modo, insomma, perché liberissimo io libero di fare film, libero di criticarli, insomma. Certamente, ma i critici sono sempre così frustrati? Ma è una vecchia ruggine che ho con i critici. Infatti io, siccome quando feci Vaillant ci furono delle recensioni molto cattive, una delle più cattive fu: l'unico che ha apprezzato il film è stato Bocelli, che io la trovo di una volgarità, cioè, allora, siccome sono una persona civile, ho seguito le vie civili, cioè ho preso due avvocati e abbiamo fatto causa a questi due giornalisti, prima in sede legale, poi in sede penale. In entrambi i casi ci è stato dato il non luogo procedere, quindi con i mezzi legali a un regista non è consentito querelare un critico, perché il giudice non la fa passare. 6-7 mila euro di spese, ma non è quello il punto. Allora, siccome io faccio il cineasta e faccio film, nei film dico quello che penso, visto che non ho la possibilità, avendo scritto al giornale e non essendo stato pubblicato, avendo fatto querela e non avendo avuto corso la querela, nei film cerco di dire quello che penso nei confronti dei critici. Io trovo che se uno avesse un po' di immaginazione i film li farebbe invece di criticarli. Spero anche questo. Senta, Alessandra Guerra, Martinelli in un'intervista ha detto che non bisogna credere all'immortalità della nostra civiltà. Siamo davvero così in pericolo? Io non lo so se siamo in pericolo, però i numeri non è che aiutano. Mi sono portata un pochino di numeri e sempre per ricondurre il tema a casa nostra, si dice che dei 301 nati a Pordenone nei primi 7 mesi di quest'anno l'82% sono stranieri. Scusate, 82 sono stranieri, cioè il 27% del totale, mentre la presenza complessiva di stranieri in Pordenone ha ormai sfondato il 13%. Se noi prendiamo queste proiezioni e le spostiamo in avanti di 20 anni, ci rendiamo conto che un problema di numeri c'è, un problema di integrazione c'è, un problema quantomeno di confronto e di dialogo tra civiltà dovrà arrivare, dovrà avvenire, e la politica non può non pensare di fare a meno di occuparsi di questo problema. Quindi la questione è sicuramente importante, soprattutto perché andiamo al problema dei non nati italiani invece. Pare che soprattutto nel centro-nord i bambini stranieri siano passati dal 4% del 99 al 5,5% del 2001. Fino al 6,1% del 2003, all'8,6% del 2004. Non è facile prevedere che nel 2007 i figli stranieri, tra l'altro provenienti da religioni diverse da quella cristiana, saranno oltre il 10% al nord. Questi sono dati Istat e quindi denunciano di fatto un problema di cui la politica ancora una volta credo che si debba occupare. Un problema appunto che non è solo il mercante di pietre ma anche culturale, poi affronteremo anche questo. Gottardo, ancora sul mercante di pietre, dice Martinelli, il mercante di pietre è qui, non solo in Medio Oriente, non possiamo farci trovare così deboli. Anche a lei chiedo, siamo davvero così deboli? È solo una questione di ordine pubblico o c'è qualcos'altro? No, non è un problema di lassismo, cioè un problema di inconsapevolezza di una comunità che avendo tutto il benessere che può avere, la pace, non conoscendo sostanzialmente più i pericoli che possono avvenire da conflitti, insomma sia un po' seduta su se stessa e non individua quelli che sono pericoli reali
che non vengono dalla convivenza, ma vengono da chi dentro quella convivenza mina il diritto degli altri. Magdi Alam ci ha spiegato molto bene, ovviamente uno può anche contestarlo, ma la visione che ha dato della presenza delle moschee ci fa anche riflettere sul fatto che non è vero che questo diritto sia un diritto sacrosanto se poi dentro queste moschee ci si organizza per fare la guerra all'Occidente. E io credo, per esempio Marcello Pera l'ha ricordato molto bene anche in convegni molto recenti, che noi dobbiamo riprendere consapevolezza del diritto alla difesa della nostra identità, perché la nostra identità è la nostra storia, la chiesa, il paesaggio, tutto quello che è attorno è frutto di un'identità che noi abbiamo il dovere di difendere, prima ancora che il diritto di difendere. E quindi questo film può essere sicuramente duro, può richiamarci, però questo è un film, ma quello che abbiamo visto l'11 settembre sulle Torri Gemelli non era un film, era la realtà, e anche scrittrice come Loriana Fallaci, eccetera, insomma, nessuno mai avrebbe immaginato che un giorno lei potesse scrivere quello che ha scritto, con la durezza che l'ha scritto e con la forza che l'ha scritto, per richiamarci alla nostra responsabilità. Io credo personalmente, anch'io ero uno di quelli che non si poneva questo problema qualche anno fa. Oggi, obiettivamente, guardando soprattutto al futuro dei miei figli, mi pongo il problema in che società possono vivere. Ho capito. Mi si è accesa una lampadina quando ho letto difesa. Martinelli, ho letto che lei per autodifesa gira armato, così? Beh, io giro armato dai tempi di Porzus, perché quando feci quel film mi fecero recapitare una busta con un proiettile in via Moscova 27 dove io ho lo studio, e quindi da quella volta ho pensato bene di tutelarmi, anche se devo dire che i guai maggiori li ho passati col caso Moro. Io pensavo di subire minacce molto più forti col mercante, sono arrivate, ma a confronto del caso Moro è stata una passeggiata. Ma anche perché l'ha ritirato subito. L'ha ritirato subito, c'è stata qualche telefonata sgradevole, però devo dire sul caso Moro mi hanno fatto spaventare veramente. Dico, Piazza dei Cinque Lune è stato un film non semplice da gestire anche dopo, insomma, quindi per necessità. Era una piccola digressione. Franco Brussa.